Poco in ordine. Dall'origine, insomma, partiamo. Dopo se mi innanzitutto mi dice io si chiama Giuseppe Cecchinato, che data di nascita? 4 del 12 1915. Ecco bisogna. Però mi dice come che aveva già scominciato. Dunque, a tanto che mi risulta mica più queste lavanderie, un giorno sono andato da più avanti in paese, passava proprio l'origine di questa casa, perché proprio il tocco di casa da qua in fondo, questa è proprio nata dunque lavanderia. Dunque, non so proprio in che epoca, però queste lavanderie credo che nel 1600 dunque rotti qua locali. E ora sto prete... Da cosa lo avevo dedotto io che è dal 1600? Sì, perché sto prete dunque aveva questo libro, capisci? Che si da via adesso prete, a Treviso. Come si chiama? Piaga, Don Giuseppe, come si chiama così? A Sant'Agnesi. Don Giuseppe dunque Ravaneo. Che aveva un libro, che aveva il libro, i registri della parrocchia, della parrocchia. Però, non so se sia stai qua. E qua è che per curiosità mi sono da vedere. Dunque, è l'origine di questa lavanderia sia stata di un zio di mia mamma, che è nato in questa casa del 1848, che si chiamava Padovan Luigi. Dunque, siccome che ne aveva fiori, questo zio di mia mamma, dunque, è la tolto mia mamma da piccola, che si arrivava qua in casa, dopo con intenzione che sposassi uno che continuasse le attività. E così, dunque si succede. Cecchinato. Sì. No, prima era sposato con veneziano. E poi io andavo a Venezia. In quei tempi che non c'era che il lavandar tirasse a barca dunque avanti in Rio, e era il famoso tramicier che trasportava a Venezia, perché su questo libro dunque risultava che era 15-20 famiglie, qua roncale, che viveva con la barca e faceva i tramicieri, si chiama tramicieri, insomma. Tramicier. E qua è che trasportava, siccome che qua era tutte dunque, proprietà dei veneziani, qua si parla di questa villa qua in strada, adesso vuole rinnegare che non è qui del Goldoni, ma mi da quando che sono stato qua, perché i torresini che era dopo di Goldoni, ha sempre detto che era della nonna dei Goldoni. E dopo era altre ville, selvatiche, poi aveva queste proprietà. Le proprietà che aveva, gli affittuai, che dava a legna per portare a Venezia, e si portava a Venezia il vino, questo qui, e era questi tramicieri che portavano avanti il Rio. Tramicieri, siete stati barcari, insomma? Barcari, e che naturalmente trasportava anche la biancheria di lavandai. Come mai proprio questa tradizione qua a San Siran, tradizione per l'acqua dolce, per il fiume, per l'acqua, perché era il sciacquo della biancheria, dunque si andava al fiume. E pensa che parliamo di più di 100 anni fa, tra Doro, Riavo e Mira e Roncale, qua Roncale c'era 10 lavanderie, 10. Al Doro, Riavo e Mira c'era 60-70 lavanderie, tutte che lavoravano per Venezia. Io ricordo il Brenta, sa, era anche più vicino, perché a Venezia, mi andava a Venezia. Sì che in quei tempi il trasporto di questa biancheria non c'erano questi tramicieri che faceva i trasportatori di varie merci, insomma, il poame che portava il vino, dopo si portava sugli immobili, perché qua aveva le ville che di stai veniva a passare i 2 o 3 mesi in campagna, capisci che ora mi conosceva Cortina e che era questo traffico fluviale. Con che barche, che tipo di barche era? Caoline, se la più parte dunque Caoline. Piccolette era, non tanto? Sì, no, dunque roba che portava 40, 50 quintai, 70, 60, 70 quintai. Non di più. Dopo dunque ricordo che è stato anche che era una barca che portava più di 100 quintai, che dopo dunque si è messo a fare dei tramicieri. Sì che dopo, causa che questi dunque tramicieri ne ha fatto sparire dalla biancheria, gli diceva che era roba a Venezia, e invece gli ha fatto sparire loro, e erano andati che mi detto qua, dunque se meglio che se compriamo una barca per parliamo prima della guerra qua, l'ultima guerra, insomma, e sì che siamo a comprare questa barca, tutti gli eri soci. Chi sono questi che soci? Gli eri soci era Marcon. Mi dica i nomi. Marcon, dopo così. Nome, cognome e solo nome possibilmente. Sì. Se viene in mente. Marcon, detto Bergamo. E di nome cosa era? Marcon Angio. Angio Marcon detto Bergamo. Detto Bergamo. Perché... Zio morto o vivo? No, morto. Perché era detto Bergamo? Perché parleria che è l'origine
e fosse dove prevenuti da Bergamo. Oh. Siccome che Venezia con Bergamo nella Repubblica, che sa che Via il confine. era il confine a Bergamo, e allora questi bergamaschi e venivano a lavorare a Venezia. Aspetta che sentiamo che le volte tutti mi conta che avevi Sì. sta barca. Era uno era Angelo Marcon, Angelo Marconi. detto Bergamo, un altro socio, Dunque c'è chiamato Giuseppe, che sono io. del soprannome Padovan, perché prima di me era Padovan. come Padovano. No, perché, vi ho spiegato prima, i zii di mia mamma era Padovan. Ah, ma si era anche conosciuto in paese come Padovano. Come Padovan, parliamo di Vecchi Sì, Evangeli. i Vecchi. Io invece sono cecchinato, da quando avevo la barca ero con il socio. Sì, mi sono vabbè, cecchinato. era Iuse, cecchinato, Giuseppe. Dopo. Giuseppe. Dopo così, Vicentin, Sì. Luigi e Giovanni, i due fratelli. Era come due soci ora. Sì, ma adesso io voglio sapere. Gli ultimi che lavorano con questa società, insomma, vedete Luigi e Giovanni. Sì. Detti, Capion. era due soci, questi facevano 3, 4, No, era tutto uno. due uno, fratelli. un unico Detti membro. Capion. Detti Capione. Dopo? Dopo che era, perché pararia che sto Capion di origine sia stanca di vecchi avandelli che si chiamava Capion. Adesso questo proprio non so spiegare. Dopo così, Vicentin Sì. e Eugenio, Sei parente di qua. di Luigi Capeon? No, i cugini questi qua. Io ho altra lavanderia. Cugini. E il soprannome? Niente, Niente, non Capeon. non capivo. Beh, anche lui, dunque Capeon, anche lui. Sì. Dopo così, dunque, Gambirasi, Luigi, che è morto qua. Gambirasi, Luigi. Detto? niente, questo niente. Dopo così, Grosso Dino, Ecco, morto anche Luigi Camirasi. morto. E Vicentino Eugenio? Vivo. Casomai posso andare a trovarlo, vuoi dire. Sì. Dove sta? Sta, è qui che ha quel mobilificio qua a San Siriano, è il Fiore. Sta attaccato proprio, è il Fiore. Prima di arrivare in paese qua a San Cipriano, il mobilificio e attaccato proprio così a casa sua papà. Ho capito. E Vicentino Luigi e Giovanni anche? Sì. Anche Eurica? I vivi tutti, no? Ma gli abita sulla strada che porta a Treviso a parte del fiume. Ho capito. Sì. Dopo così, un grosso Dino che è già morto. Ho capito. Detto? Niente. Grosso Dino che è già morto. Dopo così. E Sofioi dove abiteresti, il Grosso Dino? Due uno che si disgraziato per disgraziare, e figli che sei la figlia. E dove sta? E- No, e abita perché mi qua. interessa anche per fotografie, capisci? Mi devo fare una E ricerca. ora guarda, nella strada che va dove San Cipriano, quando così all'altezza prima dei Vicentini, quello che ha il mobilificio, che è una villa antica. Sì? Poquito prima della villa antica, basso, vede proprio questa casa, se basso un dislivello della strada di 7-8 metri. Ho capito. Vabbè, e dopo Grosso Dino siamo arrivati a... Dopo così, i Gambirasi, due fratelli, quello che è stato lui, Sì. va bene, Giuseppe e Pietro. Pietro è morto, io ero più assieme a lui. E Giuseppe invece Vivo e Regeto. Ecco. Dopo così, Tu era a Santa Fosca qui. Santa Fosca. Dopo così, Gambirasi Arturo e Gambirasi Vittorio. Un altro Gambirasi. Fratelli, eri? Fratelli, sì. Uno è morto e uno è vivo. Chi abita a Santa Fosca stesso. Arturo e Vittorio. Che è morto. Santa Fosca. Sempre Gambirasi, da vecchia data questi qua, Sì, Santa sì, vecchia Fosca. data, sì. E il Grosso Dino invece è San Siran, Sì. praticamente. Sì, ma Santa Fosca è la frazione di San Cipriano. Sì, bene, ho capito, ma già anche per specificare Sì, sì, meglio. sì, E Vicentini, tutti San Siran, Gambirasi, Luigi anche a San Siran o Santa San Fosca? Siriano. Gambirasi lui, no, l'abita proprio il centro San Siriano l'abitava. Centro. Che adesso è morto più via, che è una bottiglia. E Vicentini Eugenio San Siran? Sì. E San Siran? Ah, aspetta, dopo c'è un altro Gambirasi ancora. Qua che località sei messo io, cecchinato Giuseppe? Qua Roncade. Qua Iuse sotto Roncade. Sotto Roncade. Roncade, Angelo Marconi invece? Dove San Cipriano l'abitava. Adesso i morti, gli spariti tutti.
E dopo dice che c'è un altro Un altro Gambirasi. Gambirasi ancora, quindi sempre parenti, tutti parenti, capisci? 8, 9, adesso 9 chi un era? altro due fratelli, Gambirasi, Fratelli? vivi tutti e due. Chi sei? Gambirasi, Umberto, Umberto e una dice abbiamo Nini, ma il suo nome è proprio Ninin. Vabbè, sarà Giovanni. Giovanni, sì, Giovanni, era lui. Giovanni. Sì. E dove sta? Sempre Santa Fosca? No, sta a San Cipriano, vicino a Grosso, ma sta dentro per una stradiciola, Grosso Dino. vicino a Grossodino, sta un pochettino dentro come... Ho capito. E dopo resta lì il 10º. No, va la chiesa di ieri sai adesso, cosa contare qui? Satti Antonio, Antonio. Dove sei adesso? che l'abitava a Santa Fosca, che era vicino proprio Sì. di Beppi, Gambirasi. appena giù del ponte, sai che ha fatto che ponte c'era, che a casa, però adesso l'ha abitato, Dove sta? e sta, è un chiosco di benzina, Ah, quello a Cendon, mega dito. A Cendon, Chiosco, qui. a Cendon. Cendon. Perfetto. E ora Valtri vessi unì che barca che avevo comprato. un topo, perché Dopo che nome che avevi? dopo che ho messo il nome Benvenuto. Benvenuto. Perché? Benvenuto Risolto, benvenuto. Così sta questo balcone che il giorno che lo dovremmo inaugurare, ho detto che mettiamo il nome Benvenuto. E infatti ho messo il nome Benvenuto, che portava sui 110 quintali. Era un topo No, caolino? topo. Moto topo, a No, motore. guarda, dopo, non è di quando che abbiamo comprato, Che anno era? perché era, lo abbiamo tolto del 38, 39, 37, 38, sul 38, capisci? E che aveva suso un motore di un camion, che ormai vecchio. Noi avevamo dovuto tirare via e siamo messi di mettersi d'accordo di fare 3 ogni settimana in barca che trasportava la bencheria per tutti i 10 a Sì, Venezia. ho capito. Siccome che a Venezia avevamo un recapito, Ho capito, ma con avevamo- cosa andava ora il motore? Sempre il motore? no, il motore lo avevamo dovuto eliminare perché era vecchio. E noi andavamo a Remi. Qui a Venezia? Venezia, a Remi, Venezia, E portava 80 quintali. 110 quintali. Ah, 110 quintali. E caricavamo la biancheria di tutti i Ma 10. all'andata era facile, e il ritorno? E ritorno qua, con sana, con la corda, come che diceva, non so, capisci? E parlava prima dei musci che tirava il bacche, però non altri che poteva pochi musci, se tiravano altri, 3, 2 non andavano in terra e tirava qua la corda, e uno che teneva il timone, capisci? Era cominciamo dalla Valle Rossa, che è 15 km, dunque 10 km, no, 5 km dopo i 3 paesi, sarebbe l'ultimo punto dove Di terra. si poi viene in terra. E venimmo fino ai 3 paesi, 5 km. Dai 3 paesi andavamo in terra a riva del cielo e venimmo fino a Musestre, e a si chiamava il canale di Musestre, nati 5 km, facevamo 15 km di corda. Andati avanti 2 o 3 anni con questa Ma barca. dentro aiutava con i remi un po'? Non si può aiutare perché se veniva controcorrente e qui io che stavo parlando, io girato che patimo. E lo davi a turno ora? Come facevi a No, campo? no, uno tirava il timone, mai vedevo il più anziano, uno una volta l'altro, io tiravo il timone e dopo andavo in terra, tirava la 15 km a tirare, era dura? il bio mi era dura. D'estate su anche 8 camicie? Sì. E d'inverno? E d'inverno anche, che quando che passavamo il rio del Silonsel, che si dai 3 paesi, e lo vedeva, i turisti che passavano sulla strada vecchia che andava a Venezia, e li facevano fotografie, erano come i pirati proprio sui tempi primitivi. Capisci? E Ma era dopo, turisti già ora? sì, che andava a Venezia, sì, era prima della guerra, perché era sempre stato a Venezia, era turisti che andava a Venezia. Ma andava con le macchine? E passava qua a macchina per Triestina. la Triestina, ma era la Triestina vecchia, che costeggiava il Silonsel. Invece dopo che ha fatto quella nuova, capisci? E noi andavamo il Silonsel, andavamo in Valle Rossa, andavamo a Torceo a Masorbo e dopo si andava a Venezia. E in laguna invece remavi? Però, Anche in ritorno? No, però avevo, Al ritorno? noi altri sì, Remavi? noi altri aspettaimo il fattore dell'acqua corrente di Aracqua, da affrontare la corrente del Sille e corrente questa, sul via su. Però sono andato a Venezia, noi altri aspettaimo 6 ore che l'acqua caia e 6 ore l'acqua cresceva. Perché se noi altri andiamo a Venezia che l'acqua cresceva, non si era faceva così. E ora perché l'acqua si ora caia e si ora cresce, salvo che era, perché aveva Dio alla luna, capisci?
che i periodi che resta sugli ordini morti. Cosa vuol dire questi ordini morti? Che non a qua e non a questi, per un po' di giorni. E ora se non a qua e non a questi, non si faceva. Però noi aspettiamo, se anche per esempio arriviamo dai 3 paesi, capisci che vedevamo che mancava poco, aspettiamo poco, finché l'acqua andava su, che accava. E allora noi con facilmente, più facilmente si andava e si volava. Invece al ritorno qua cresceva. Qua cresceva, quindi usavo anche 2 notte, 3 botti di notte, perché ormai si era pratici, capisci, di quest'acqua. Quello che capitava, insomma, a seconda ma non era in via. Lei mancava via, ma cosa qualche caso, qualche rara volta si metteva via, capisci? Ma la maggior parte si faceva in perché esiste un tragitto, capisci, sulla luna, che non è tutte le volte poi un barcone così, capisci, ben carico, 100 quintali di biancheria, qualche volta si era anche via, ma non tanto. Via o veo? Via. Una via. Quindi del veo, Casali dice, quel veo. Una via grande e una piccola. Avevi 2 vee o una? Una grande e una piccola. Che nome che avevi? Sì. Boh, mi vedo sempre in di qua. In palle pure tranquillo. Sì. No, bisogna parlargli io. Sì. Lo stai guardando lì. Allora, Mi provo come vedi. noi dove siamo restati, dalla barca, come si veniva sullo. Sì. Allora, su questa barca, dove si caricava la biancheria per tutti i dirigi. Per conoscere i sacchi di biancheria, che ogni sacco grande, sono 50-60 kg di biancheria, dove era composto con vari clienti, anche 8-10 clienti dentro. Un sacco. Su un sacco, sì, un sacco grande, capisci? Sacchi di tela, di juta. Di aiuta, quei sacchi grandi, capisci? Perché dopo che mettiamo un segno a ogni sacco. E che segno mettevi? Mettiamo un segno, adesso per esempio Duca Bisintin che aveva un segno rosso nel sacco, su sparo del ligatura un segno rosso, i miei invece che aveva un P che voleva dire Padovan, che portava ancora il nome, sì. Cioè ogni socio aveva il suo... Commissati che aveva una string bianco sui sacchi, capito? Ed era un segno particolare, in modo che quando arrivavamo sulle rive, sulle varie rive, capisci? in città a Venezia? No, qua con venimo casa, scaricavamo i sacchi tutti quanti, adesso mi poteva avere 20 sacchi, perché aveva più lavoro, che altro ne aveva 15, che altro ne aveva 8, capisci? Ma il tuo lavoro, come in base a cosa lo avevi? E ora questo lavoro, dove era composto così. A Venezia, dove si aveva una casa che si parla di 150 anni fa, dei Conti Passi, a Carbonera, sì, in affitto. In affitto. E dove affittava? E che si trovava in Salisara San Cancian, sotto Portico Cornero. Pararia che invece prima degli altri fosse stato in campo Santa Marina, capisci? Poco lontano, questo recapito, capisci? Che si era passato da uno all'altro. Cioè Valtteri, insomma, i Conti Passi dove affittava i lavanderi del San Sirano di Roncae. Sì, no, io cioè se vuol dire lavanderi di Roncae, più che del San Sirano. Sì, di Roncae e del San Cipriano. O San Sirano. Di Roncae e San Cipriano. E San Sirano. Allora, noi a questa casa, dove siccome era abbastanza grande, dove che teníamos dentro anche un inquilino, che questo inquilino ne serviva anche perché quando noi stavamo 2 o 3 giorni a Venezia per la consegna e per il ritiro delle biancherie sporche, capisci? E ognuno aveva i suoi clienti spanti per tutta Venezia, spanti. E come facevi a torla, a roba allora? A spae, tutto a spae, con i sacchi sulle spae. A piedi? A piedi, dove si partiva, dove si andava come da qua a Biancave, adesso mica un giro da come da qua a Biancave, uno fino a Santa Ena, uno a Museste, e ora in questa stanzone che avevamo, che si metteva questa biancheria più che avevamo il letto, ognuno aveva le sue chiavi, si andava a Venezia, capisci? Quando si arrivava a qua barca si caricava tutti quanti i sacchi, che partiva da casa sempre col segno particolare che era in cima, e ognuno si metteva i suoi sacchi al suo posto. E il giorno dopo... Parlavi l'affitto a sto Passi? A sto Passi, questo affitto a Passi. E sicché, alla mattina cominciava il lavoro, e ognuno aveva i suoi clienti.
tutti i suoi clienti. Lui era arrivato che avevo, appena dopo avevo 400 clienti a Venezia, spanti per tutta Venezia. Che tipo di clienti eri? Tutti clienti privati, tutte case signorie per parte, conti, baroni. Così tanti conti che erano? Venezia è sempre stata una città ricca, Venezia è sempre stata e anche lui non aveva la possibilità dell'acqua dolce, capisci? Dopo si era portato con l'acquedotto, ma una volta che era i pozzi, capisci? E anche che era una città, una repubblica piena di schei, capisci? E ora tu gli dava questa biancheria, tu che dava fuori, perché non aveva comodità neanche di stenderla, qualcuno sì, qualcuno no, gli dava biancheria. E queste famiglie... Ma era soprattutto signori, insomma? La maggior parte, non anche operai. anche qualche, ma poco, ma più parte signori, insomma, capisci? E ora, siccome che le doti... 400 famiglie si arrivava, sì, clienti, clienti, 400 non famiglie, perché fra questi clienti era magari anche un albergo? No, 400 famiglie private, solo private? Dopo cominciamo gli alberghi, dopo. Quando dopo? Dopo che spiego. Allora, questi clienti privati, capisci? Dove si andava a consegnare la biancheria. Adesso partivo un sacco di biancheria, dove andavo quasi da qua a Santa Fusca. E lungo la strada, che era 7-8 famiglie, e mettevo sul sacco in modo giusto, ognuna che aveva a sua nota dentro quel suo conto dunque preparato. L'avevi un sacchettino? Ognuno aveva il suo sacchetto. E io mettevo a sua volta dentro il sacco pigrando. E dunque suonavo due campanelli, e lui mi faceva la porta per dentro il sacco. E cosa che dicevi quando suonava il campanello? Dunque lavandare. No, la frase giusta, dice. Lavandare. No, ma diceva, suona, cosa diceva? Sì, qua... chi sei? Dunque lavandare. Che diceva? Gli rispondeva. Questo è il Gambirasi che tu lavandaio. Beh, qualcuno si può dire anche lavandaio, le volte si dice lavandaio, o le volte si dice anche lavandaio, secondo con chi si ha da che fare, capisci? E dove si andava solo e si portava la biancheria. Il vostro cliente gli diceva o al giorno dopo di venire a togliere sporca, o la settimana prossima, o fra 15 giorni, dunque secondo quando vi occorreva questa biancheria. E ora dunque si trova la nota che giorno che andava, quando va e via. E ora sapevi scrivere tutti ora? Sì, tutti quanti, tutti, anche a farsi i conti, tutto, no, tutti. Perché una volta non erano tanti che sapeva leggere e scrivere, vuoi dire? Ma tutti sapeva leggere e scrivere. Anche 100 anni fa, i nonni... Beh, Paolo Pupà no. E come facevi ora la nota? Beh, Paolo Pupà, io stavo in base a noticina che metteva ai clienti, che metteva dentro, scritto, arrivava a casa la biancheria, però mamma sapeva scrivere, capisci? Che faceva i conti, capisci? E via via. E io tirava i scheggi, io qui dava e bolla più, perché non sapeva, penso poco sapeva l'importo di un sacco di biancheria. E conosceva tutti i clienti in rapporto al sacco, ma talmente una memoria e una pratica difficile che sbagliasse. In base al sacco che aveva il cliente? Che aveva il cliente. Perché 400 clienti? No, io ne avevo manco, tanto manco. Io ho fatto dopo la guerra, capisci? Che io si arrivava a avere 400 clienti 400 quando? Parlo dunque 45 sono in casa e faccio conto. No, Bianca, probabilmente anche 55, ho su di anni prima, perché sa, appena venuto in casa al 45 non era gran giro. Dopo sono fatto dopo 7-8 anni, dunque 55. All'inizio del 50? Sì, 50, 12. E ora? E che altri? Non si faceva un po' di concorrenza con altri di soci? No, preso poco, dunque stavamo sempre che era. Non vi rubavi i clienti? Sì, qualcuno sì, però avevamo più la battaglia grande con qui del Doro e da Oriago e da Mira, che tra le origini era sempre una lotta continua, che si portava via i clienti, e faceva dei prezzi che ne buttava in mano anche noi, perché naturalmente non so come i facessi a fare i prezzi. Capisci? Che una volta che mi diceva 100 anni fa sarà adesso, che i venuti qua a Roncade, sulla sala del teatro qua a Roncade, per mettersi d'accordo con i nostri amantelli per non farsi delle concorrenze, ma invece si faceva sempre. Quindi era concorrenza con quelli del Doro? Del Doro e via. Qua non non tanta, non era mia tanta cosa. Qualche volta un po'. Qualche volta, ma insomma,
non era tanto. Beh, Ieri sono queste 10 famiglie qua o che ne erano anche altre dopo di non cae? no, solo che 10 qua, questi 10 qua non vedevano andare. Prima era il tramissiere che portava, Sì, però i mason. sta anche Pinei Masson, e prima ancora che sta Marcon, un fratello che Marcon che non si deve andare, e prima ancora sta un certo Seno da Bulan, capisci? La Bulana veniva fin qua. No, già che l'abitava qua e lui faceva il tramissiere e portava avanti in Dio, capisci? Ma insomma se manca roba, Sì, capisci? perché preferivo arrangiarlo. E ora, in seguito, dopo quando, che è stato sui 60, 55, 60, che si cominciava ad andare per queste case e diceva guarda che non ne davo più a Bencheria, perché dunque mi ho comprato una lavatrice. E ora dunque tra le noi altri, dunque si diceva, ma la lavatrice non fa niente, si sbrega roba, proverà ma non fa niente, e via via. Pensi dopo comincia un'altra, mica ho visto dentro, e lui che qua fiori, che un giorno siamo trovati tutti 10 insieme, io vorrei che qua andiamo a finire il maggio tutti quanti. Allora, prima ho stato dunque ho fatto, dico, mi penso che mi trovo qualche albergo dove lavorare, qualche albergo. E infatti ho trovato un albergo a Lido di 100 stanze, albergo Riviera. Allora, cominciai questo lavoro di questo albergo 2 o 3 volte a settimana, come facevo, e stavo con lui stesso in società, con la barca, e più con la corriera, dove andavo, dove avanti in Rio, e caricavo i sacchi, arrivavo in Piazza Roma, e con una barchetta a remi con un uomo, dove andavo a Lido, tornavo in Rio, tornavo a caricare e portavo a casa. Dopo di qui mi ho trovato un altro a Venezia, poi un altro ancora, e famiglie cominciavo a sparire, a me e anche agli altri, sempre manco. E mi ho ingrossato sempre il giro di questi alberghi, di questi nuovi ristoranti. E che altri? E che altri niente che altri non essere vedere perché macchine. E ora, amico auditori, siccome che questi qua, se veniva un rappresentante di casa mia, che ha già messo 2 o 3 lavatrici al Uriaro, e se veniva qua da me a dirmi se non che voglio attraversarmi. Cioè, se hai paura che spaccasse la roba, e sa, a un primo tempo mi parla mamma che dice, guarda baby che spacca la roba, che qua e là partiamo fuori tutto, questo quello. E invece dico mai anche che altri avanti, ma mi sono vecchio, mi fio in intenzione di farlo, vai là. E uno, sto commissati, mi ascolta a me, siccome che lei figli anche lui, e dice, dunque siamo andati a vedere Fiere Mian, dunque presso poco i prezzi erano qui, ma mi pareva che questo qua che ne va a fare è un paio di macchine, queste lavatrici che ancora avevo. Che marca? Marca Comi. Sicché via via ero da qui un altro, dopo dunque mi occupa un'altra lavatrice più grande ancora, che avevo qua la lavanderia piccola, ho fatto una grande, dunque avevo fatto un giro che lavoravo 50-60 quintali di biancheria, mi solo. A settimana? A settimana, che mi solo lavoravo più di tutti gli altri 9. Sì. Ma non da quando che aveva 400 famiglie? Qui se ne è passato. Sì, ma quando che aveva 400 famiglie, quanti quintali avevi? No, e ora faceva, e faceva conto 400 famiglie, perché queste famiglie davano i 15 giorni ogni mese, e si andava ogni 48 ore, e vuoi la biancheria. E sempre con la barca andava su e giù? No, dopo quando che mi ho cominciato qui al Daghi, prima ho cominciato con la corriera, e dopo, il secondo anno, dovevo comprare un furgone. E ora dunque andavo fino in Piazza Roma col furgone. E dunque mi ero comprato una barchetta, avevo prima un uomo, dunque dopo 2 più che aumentava l'oro, 2 uomini, e mi portavo via un uomo qua da casa, capisci? Dunque facevo un carico su 2 alberghi che in Roma, io che mandavo a casa con la biancheria intanto lavoravo, e mi dunque andavo in giro con la barca con gli uomini dove Paronesi, capisci? Bravo. E sì che dopo, visto capisci che i fiori miei aveva passione di studiare qua e là, io mandai a scuola tutti e 2. E lui guarda che il primo che non voglio studiare, lui deve venire con me. È stato meglio perché in scuola andava bene tutti e 2. E nessuno segno e ora mi sono avanti, finché sono avanti, e che l'anno scorso, mi compravo proprio l'ultimo di tutti l'anno scorso. Da poco proprio? Poco. E ancora che aveva lavoro e gli dava fuori? Sì, mi dava, ma vedi mi... Non conveniva stare a Venezia a lavarsi a sua roba, a darghe là? No, ma vedi, sti alberghi... Perché conviene andare fuori a No, lavoro? perché vedi, l'albergatore, prima di tutto non ha spazio,
come fai a sudare? Perché se sei qua in campagna hai spazio per fare, invece io mi dico, no, quando abbiamo affittato 2 camere, dove c'è più mi schiva che da mandare, io ho spazio spazioso, capisci? E anche bisogna che fai tutto quel personale. E ora io ho tornato più conto di darmi a me che torno macchine personali e compagnia vera. E prima che lavassi Valtteri roba di alberghi, chi la lavava? Beh, gli alberghi 30 anni fa, li ho 40. sempre dati fuori, anche a camminare sto qua che intervista, io sai come faceva se sparo, papà. Quel cavallo andava finalmente accampato, da casa andava accampato 2 volte a settimana e da accampato con la barchetta andava a Venezia e andava via mattina e veniva a casa la sera. Ora cooperativa, diciamo. No, solo. E il papà proprio di lui si è fatto qualcosa che ha fatto così, capisci? Ho capito. E che aveva le sorelle, che lavorava giorno e notte. Gli alberghi a Venezia che ha sempre dato fuori. Sempre dato fuori. Però Valtteri... Ecco, però vedi io, mi ho cominciato ad avere la piazza a Venezia dopo che ha fatto il ponte di Venezia. Perché prima la piazza era del dove vogliamo via, perché io gli era più vicina. Allora, perché siccome che io volevo biancheria ogni 48 ore, un giorno sì, un giorno no, non per via acqua, anche una giornata andare e una giornata tornare, non si poteva fare. Beh, se vai a Campalto però... Sì, ma vedi, ma pensi così, su 40 minuti già ero in Piazza Roma. Barca pronta, dopo pranzo mi era a casa con la biancheria e cominciai a lavorarla. E invece con la barca, non era 40 minuti. Capito, quanto che mettevi ad andare? La barca, dunque secondo il tempo, secondo gli ordini dell'acqua, le volte per esempio può essere anche caio a fermarsi per la strada, gli hai un paio, anche a 2 giorni gli hai un paio, quando arrivi in balcone. Con il benvenuto? Sì, poi nebbia, o quel vento, o un gran vento grande, chi va avanti. Se mettevi gli hai un paio e sotto era spazio per buttarsi, se portavi via a mangiare in barca, sì, che è piccolo questo benvenuto, 110 quintali. Ma vedo, guarda che sotto a prova si stava in 3, eravamo sotto a prova come da qua, il muro in fondo. Solo che a prova avevi solo che a prova, sì, era quella. Non sotto a poppa. Sotto a poppa era il motore, non era spazio da buttarsi, sotto a prova. Ma il motore quando l'abbiamo messo dopo? Dopo, stai a sentire il motore che avevamo messo quando che dopo la guerra ho messo il motore e sono andati avanti per 2 o 3 anni, mi sono davanti con il motore, capisci? E ora si metteva un tanto per sacco, perché ti tira più sacchi di un sacchi, separava le spese e compagnia bea. Quando che mi cominciai il lavoro di alberghi, a un certo momento voi che avrei fiori che mi meccavo, e ora io stimavo, la barca mi era dato, che da parte, e mi ero già per conto mio. Mi e anche grosso se era cavato, capisci? E abbiamo cominciato ad andarsi a Venezia, per conto nostro, quel furgone, e sono sempre andato per 35 anni che mai mancava una volta sulle 48 ore, mai. Sempre portare bene via. E alberghi? 35 anni, sei andato, no? Sì, dopo la guerra, faccio conto, e guarda. A lavatrice, quando aveva lavatrice, sì, dunque come del 50. Quando aveva comprato la lavatrice? La lavatrice, un carro 45 sarà stato del 50, insomma. 50. E all'inizio? L'anno scorso via uguale. Sì. 35, 33, 32, 34, 32, sì. E era stato in guerra, era prigioniero? No, mi ho fatto proprio la guerra, mi sono fatto la guerra in Jugoslavia, mi è già partito. E dei 24.000 siamo tornati 3.200. Tutta la guerra, e in tempo di guerra, che era un po' qua, che andava a Venezia, capisci? E ora 12 avandelli, siccome questa barca che abbiamo comprato, anche io andavo a Venezia. Sì. Che andava qua a Venezia in bicicletta. Come andava? Col ponte era? Col ponte, sì. Nel campallo tagliava giù per San Giuliano, perché non era corriere, non era più treni, e questo qui era partire da qua andare in bicicletta. E aveva 20 anni, 19-20 anni. Un parnatoso anche adesso, si conservava bene. Perché io, il tempo era che gli andiamo via quasi tutti, e ora sto grosso e visentino che io di immobili, io ho detto, portiamo, io gli era cara, mica ho fatto la guerra, portiamo avanti la biancheria, quella barca di tutti. E ora, in quel periodo di tempo di guerra, io gli era come paroli di questa barca, e toglievo un tanto per sacco a tutti gli altri avandelli, e io li portavo avanti in via. Ma come mai andava in bicicletta? E andava in bicicletta perché? Era sposata o no? Era sposata, ma io andavo in bicicletta perché io li portavo finalmente a dove eravamo a casa.
capisci? Sì, a recapito. A recapito venisse a staccare dal Conte Paschi. E ora, siccome che mia venisse che aveva una santua, stavo preoccupato che aveva spazio da dormire sulla stanza. E andava a dormire da questa mia santua e che aiutava un po' un po'. Da via Venere e tornava al sabato di sera, vado a venire. E portava i sacchi di bigheria su Spagna anche io, poi venisse. Via. Per esempio, eri abituato a vedere il traffico? Mi batteva anche in mano perché chi mi vedeva sta pure urla perché sempre stava tanto secca con quel tipo po' di sacchi su Spagna. E cioè lui era via, mio cugnato era ferito e qua ho detto solo mamma qui in casa. La tua Che tengo, cioè, suo padre era vecchio di 70 anni e ho detto che tengo, conservo il mistierno per quando per in casa. Fiori non aveva, perché ancora non aveva fiori. Dove bianco? Mi piace farlo. Dopo, e quando chi portava a casa queste 400 famiglie, sta roba andava tutta ingrumata, tutta assieme, e lavavamo tutta assieme, e dopo era 400 segni da tirare fuori, questa va qua, questa va, sempre, ogni 130, 120, 130 ogni settimana. Avevo, perché era suddivisi su 3 settimane, ognuno aveva il suo segno e mica aveva da sapere E come facevi a non confondersi? No, ormai mi ricordava e capisci. E dove li metteva questi segni ora? Dove metteva? Alla biancheria tutti i grumi, insomma, avevamo una stanza di là e... Sul cavallitore mettevi? No, ma tutta piegata, perché la portavamo tutta ben piegata, pareva stirata, tutta... Non stirata, sistema, non stirata, ma avevamo il sistema di piegarla, ognuno veniva fuori un quadro così per secondo. E dopo alzare, liscioi, federe e ognuno e ognuno che mettevamo così a portare un'idea, ecco così, tutta piegata così, federe su un altro sistema, ma insomma tutto piegato. Profumata, da buon. Il sistema, tolto bicchiere. Saponina. No, cosa mettevi? No, finalmente dopo la guerra 1915 sta cominciando la Saponina. Prima della guerra 1915 qua io avevo tutti con la cenere. Che era la lavanderia con una gran caldaia che teneva 4-5 toili secondo me. Avevo vista da Betty cambiare? Alla Gran Caiù? Sì, da 6 toili. E ora si faceva fuoco, capisci? E quei legni che si brusavano per far boia quest'acqua, veniva fuori la cenere. E ora si bagnava, si metteva prima la biancheria si portava a casa, si controllava sacco per sacco se corrispondeva a quello che era scritto sulla nota. E si guardava il segno ogni capo. Se era segnato. Perché? Perché dopo andavano tutte insieme, come si era dopo veramente a trovarla. E ora si controllava davanti a questa biancheria se corrispondeva a quella nota, perché il cliente può mettere o un tocco in manco o un tocco in più. E ora se trovai un tocco in più si scrive sotto la nota trovato un tovagliolo in più. Ho trovato, e dopo non mi dava fastidio che era sporca sta roba? Bisognava adattarsi. Adattarsi così, capisci? E ora? Questo è suo? No. Compra qua della zona? Del mio cugnato. E quando che avevamo gli alberghi, 4.000 tocchi di roba, bisognava che avesse mangiato dal dopo pranzo e fino a sera alle 8, aveva ciappare in mano 4.000 tocchi di roba, metterli ognuno al suo posto. Dopo controllarla tutta e dopo metterla sui sacchi. Ma qua a casa... un botto... qua a casa vostra, chi lavorava ora? Era la casa che avevo, E era capo, Sofia, sì. Era capo e macchine e dopo controllo e tutto quanto. E mia figlia. Quante femmine avevi? 4, 5, sì, anche 7 femmine. A seconda dei momenti, insomma. Sì, era gli iscritti agli artigiani? Sì, sempre stai artigiani, sempre stai iscritti tutti. Quindi una cabina pensione ora? Come si 350.000 franchi. Quelli degli artigiani? Sì, poca misera. Ma insomma, la salute. No, ti attento. Fatto un po' di bronchite, no? Che ha dato dei... Ma meso no? Neanche ha detto che si era come una commissante che finché finisce... 8 giorni che finisce queste punture... Non sta neanche mangiando che non sta a cercare.
Mi spiace perché fa voi. Bevi No, Beh, sei con Giuseppe no? Beh, non Giuseppe. Beh, e ora capisci quando che ho visto che i fiori, Cosa sei? Sei moscato? che si infiatini moscato, e si champagne con fiato moscato dentro. E ora vedo, Io ne vengo, non importa. quando che ho visto che i fiori che andavano in scuola, e ora che non mi sono più attraversato, perché sa, bisognava seguire il progresso, perché 35 anni fa mi ero attraversato uno di meglio, e dopo mi sono andato avanti così, e dico oh, avanti, finché ho avanti, tanti i fiori vengono, si mette a posto e dopo resta quel che resta, che ho tutto quanto piantato, ancora in attività, si abbandonava, si è messo tutto buono, che direi ancora peggio, ma direi ancora. E ora ho detto perché, vedo, dopo uscimo fuori, che non c'è più queste macchine che si tira fuori la biancheria, si ferma a tirare fuori la biancheria e se la volta sul cavallito, dopo così mancano, che non corre più, perché mi stendeva sempre fuori la biancheria, tocco per tocco, portarla fuori, viene più bella, ha più buon profumo e dura di più. Mentre che io, quando che passa questo rullo, questo mangano su questa biancheria, che da anche centrifugata, su un minuto a viene sfruttata, il tessuto ne soffre perché è butta una caloria talmente forte che capisci che il tessuto dura manco. Madri non ho visto attrezzatura. No. Su fiori che studia cosa per curiosità? Due periti chimici studio. Uno che lavora in ospedale, Treviso, al centro trasfusionale. E uno che all'ufficio di igiene profilassi. Di Treviso? Sempre? Sì. L'analisi della carne, sì, dei sciacai, dell'olio, dell'acqua, degli indiani, sì. E non avevo suo continuare la carriera? No, ma è stato meglio, sai una cosa? Perché? E allora devo indovinare, perché si vengono fuori delle lavanderie che si è partito da Bologna, non so dove, da altre città, e che ha portato anche qua. E è successo che ha cominciato a dare agli albergatori la biancheria propria. E dandogli la biancheria propria, ma sta gente che si è cambiata queste grandi lavanderie, si anche di società, per esempio che se a Musil una lavanderia di cose, Bisaglia, questo è bene. Del Bisaglia? Sì, Bisaglia, sì, parenti di Bisaglia, che è morto, il senatore, capisci? Era cugini, e ha avuto il prestito del governo e si è ambientato. Vabbè. Ma è un giro, 1 miliardo di biancheria vado fuori a Noveggio. Se mi fosse partito in quel tempo che i fiori avessero fatto il mistero, può darsi che lei ci appacca mica strada. E sono avanti che ultimamente mi dava la biancheria, anche se ben che stati che dava la biancheria più bella, che questo e quello, perché gli dava più nuova e più bella, e ancora continuava per la fiducia, per la stima che avevo verso di me che ho lavorato. Chi erano questi alberghi che aveva? Dunque a Venezia mi avevo Albergo Rivera a Lido. Sempre vuo? Sì, no, è il primo proprio. Dopo che avevo il Paganei dunque a San Zaccaria, dopo che avevo l'Atlantico vicino a San Marco, in Cagliari a San Marco, dopo che avevo il Budapest in via dunque 22 Marzo, dopo che avevo il Firenze in via 22 Marzo, dopo che avevo il Torino in via 22 Marzo. E arrivava con la barca? Con la barca, dopo che avevo il Canova che già era a Fava, dopo che avevo il Maibra che è a Santi Apostoli, dopo che avevo Albergo Piazzale Roma, qua in Piazza Roma, e Albergo Olimpia, dopo che avevo il Florida vicino alla stazione, dopo che avevo in vista di Spagna che avevo l'Adriatico, e dopo altri dunque Ho capito. E comunque questo è già parte nuova, a me mi interessava soprattutto a parte vecchia, perché comunque biancheria. Esatto. La vaia della biancheria, cominciamo, portava a casa questa biancheria. Un insieme, mettiamo un po' di insieme. No, si andava avanti insieme. E ora, cosa si deve? Questa biancheria, quando che era controllata, segnata, andava tutta molto insieme. Parliamo ancora di quando che avevi solo che famiglie. Solo che famiglie. No, parliamo
io voglio che parla sul periodo della Saponina o della Cenere. Beh, a Cenere io non si ricorda. No, no, allora parlando mia, no, con Saponina. La Cenere... Beh, parliamo della Cenere. Beh, parliamo prima della guerra 15 e 18, la Cenere dove veniva fatta così. E metteva sta biancheria tutta quanta insieme contro l'altro contro uno. Dopo veniva divisa e metteva la biancheria piccola, in timè, miscioi di un tipo e via. E io metteva su sto gran masteo. Come si chiamava? Masteo da Isia? Masteo, sì. Masteo? Sì, Masteo. Che stava a 4 donne. Per me diverso, perché vi spiego. Un masteo che tiene sui 20 ettolitri di acqua. 20 ettolitri. Di legno? In legno, tutto in legno. Che legno era? Qui cerchi arice, tutto arice. Qui sono secci del ferro, capisci? E hai media sta biancheria. Arice o arese che c'è meglio? Arase. No, in dialetto sempre. Sì. Arase, sì. Beh, e ora che metteva dentro sta biancheria, capisci? E gli appestava ben qui i piedi. Sola... Queste donne? Gli appestava ben qui i piedi. E sopra gli metteva e tirava fuori dei niscioi di canapa, sì, di lino. Di lino, che qui serviva come filtro. Capisci? Ma il coador. Si chiamava il famoso coador. E ora gli faceva fuoco, faceva boia st'acqua. Quando che l'acqua dove boiva, gli buttava dentro il tantughe di cenere. Solo il coador? No, sulla caliera. E faceva boia 5 minuti. Quando che pestava, scusi un attimo, e donne che pestava sta biancheria, pestava senza niente sotto, solo i niscioi e pestava, non capeva? No, la pestava sotto perché per impaccarla. Per impaccarla. E che dopo fino che ne aveva su quando che butta l'acqua, capito? Solo l'impaccatura metteva il coador? Sì. Dopo si metteva il coador e allora poi faceva boia sta cenere. A cenere dentro l'acqua? Sull'acqua. Che seria la cenere che tiravi fuori da roba che busavi? Delle linee si busava, capisci? E ora perché... Ma anche da casa, che facevi la boia, no? Sì, ma da casa tutto capisci? E ora... facevi boia stasera? Boia, sì. Quanto tempo facevi boia? 5 minuti, 10 minuti, 5 minuti. 5 minuti. Sull'acqua già boiente? Quando l'acqua boia buttavi dentro a cenere. Quanta cenere buttavi? Su 4 ettolitri e mezzo? Buttava dentro, fa secondo un giro quante che avevi? Da 6 ettolitri vostra caliera? No, prima che aveva una più piccola, che aveva 4 ettolitri. Adesso ultimamente ne ha uno da 6 su quella 4 ettolitri, quanta cenere? 4 ettolitri stanno in mezzo a una stea di cenere. A me una mastea di cenere. 3/4 di una stea, insomma, non so. 4-5 kg di cenere, sì, mezzo 5 kg di cenere. Dopo perché... A boia a 5 minuti? Una cascasse sul mastea. Ecco, e ora siamo arrivati che perché non si depositasse a cenere le cose che avevo detto? Sì, perché la cenere si depositasse di più sui fogli, si metteva un pochino in caliera, un pochino di acqua fredda. Dopo 3-4 minuti si muoveva sola, e era sul coador e si muoveva già l'ubinito e scaricava insieme alla cosa. Si muoveva. Ma quando ho detto... Fermo, ora le cenere non c'erano rubinetti. Uno si metteva altro sul mastero, tirava su la mastera con l'acqua del buio e che altro le ciappava e buttava sopra la mastera. Sì. Dopo la mastera? Sì, ma la mastera, no, perché non erano rubinetti. I rubinetti lì dopo dopo sì. Sul mastero quanti ettolitri hai detto che teneva? 20 ettolitri. Madonna, in maniera più basso però come ieri? No, adesso mi spiego, questo mastero... Perché mi ho visto a Sierra de Camirasi. Il mastero che ciappava una circonferenza così, capisci? Era largo? Largo. E abbiamo un segoglio o abbiamo ancora? No, non segava. No, non segava, Beh, capisci? E aveva 4 ricci come i masteri piccoli e si metteva una toia lunga, una di qua e una di là. E allora, perché siccome questo mastero era alto così, era una banca di qua e una banca di là. E allora queste due donne montava vicino alla banca, che era alto come qua, capisci? E montava così, una di qua e una di là. E qua era sta toia che fa secondo era lunga come sta toia qua. Una di qua e una di là. E qua il resto mastero arrivava qui. E allora tirava su un niscioi. Una aveva il sottocco, la spassita, e che altra aveva il sottocco, tirava su un piano, un niscioi lo lavava in dove? In dove. Quando lui tira su, e finiva a farlo,
partito e paro verso le volte. Col bruschino, con spassetta come c'è? Spassetta grosse dei galvan. I galvan, gli fatti. Si chiamava e sottrucava e si metteva sul masteo. Un altro masteo su stesso? Un altro masteo in parte, tutto interrogato così e se faceva un gran... Un masteo con acqua ancora? No, niente con l'acqua, niente con l'acqua. Allora di sta. Un masteo più piccolo era? Sì, no? più piccolo. Un contenitore? Sì. Ma sempre un masteo, quei ricci, fatto quei ricci? Quei ricci anche? Sì, quei ricci anche. E ora capisci dopo... È sempre di Aresi? Di Aresi, tutto di Aresi. E dopo capisci pagavamo i prati. E ora sta biancheria, perché l'erba, con la rugiada della mattina, capisci, con l'erba sotto e il sole sopra, vale più di un bucato. Perché se io adesso per esempio di sta ciapa una tovaglia che sporca di vino e la mette per sopra l'erba, moia, capisci? E sta macchia di vino, se il primo colpo che si suba no, via e torna a bagnare la macchia, sparisce, vale più che a varichina. Ovvio, ma ora savi a notte insomma in poche parole. No, giorno. Cioè come si ha questa operazione della... La mattina parola si stendeva la biancheria, si è destinato davanti per terra, sul prato. Sì, e dopo si ciappava tutta la biancheria. Ma non era mia moglie sempre per terra? Beh, arrugiava, insomma, arrugiava la mattina. Insomma, che si asciugasse sulla l'erba. La moglie si asciugasse sulla l'erba. Se adesso invece pioveva? Come che sei? E niente, si buttava, dopo si tornava a mettere da nuovo sul masteo, quando che era finito il tutto, e si buttava su una... Il secondo bucato, si faceva il secondo bucato qua a cena lo stesso. Ah, si faceva 2 volte, ora era due volte bucato. Si faceva il secondo bucato, capisci? Ma il secondo bucato facevi dopo averla asciugata? Sì, dopo averla asciugata, sì. Se era bel tempo, se invece non era bel tempo? No, si metteva come che era. Buttavamo io come che era. Era si buttava dentro. Ecco, il secondo bucato come si faceva? Qua a cena lo stesso, si metteva il Stessa percentuale? No, manco. Ma se ne sì, perché ma anche se parliamo del primo bucato, che buttava sempre solo prima una carriera, dopo un'altra, finalmente che sotto, perché la biancheria si doveva bagnarla prima di buttare la cenere, sì, la liscia con la cenere, si doveva bagnarla con l'acqua tiepida. Perché se era delle macchie di sangue di questo qui, buttando questa roba che bogli, si scottava la macchina via di via. E prima si bagnava con l'acqua tiepida. Prima di buttare a cenere? Sì, dopo si buttava quello e dove si bagnava con l'acqua tiepida? Dentro era? E ora dopo... Ma anche l'acqua boiva e ora? Sì. No. Adesso mettevo la roba sul masteo, a parte che prima di metterla sul masteo, che era l'uomo, ognuna guardava sto capo a vedere se era macchia da sangue, insomma, era qui a mangiare il sangue e buttavamo fuori. Però dopo che altro si faceva tutto dentro sul masteo. E bene si buttava un po' per l'acqua tepida per bagnarla un poco, per bagnarla, capisci? Prima di buttare la liscia di boio. Quando che era bagnata, dopo un po' allora si faceva il caliere di acqua di boio, qua a cenere, 4, 5, finché per sotto veniva fuori di boio come per sopra. Capisci? E ora vuol dire che era come per sotto veniva fuori perché sotto che aveva spineo sto mastero. Ah, ho capito. La spina per sotto. Capisci? Era sempre buttando fuori l'acqua di boio, per sotto doveva venire fuori calda come per sopra. Ma il spineo vergevi altri a un certo punto? Aveva spineo. Facevi a prova? Come la botte spineo, è un po' per sotto proprio, capisci? Per rendere conto quando che era ora di basta? E che basta? E ora capisci io stavo biancheria. Il secondo bucato era il secondo colpo, insomma. Ma quella liscia si chiamava. Ah, ecco, era prima era liscia ora. Sì. In termini di età. Prima era liscia e dopo era a liscietta. Dicevamo buttavamo su da smoi, dicevamo. E ora che era seconda lavata. Come chiamavi? Li buttavamo su da smoi. Facevamo a liscia da smoi. Che vuol dire che prima di risentarla sta roba si faceva un'altra iscia. Una iscietta, ecco. Ma se diceva iscietta, bianca, ma sempre qua sera faceva un po' ancora. Sì, ma è sempre il stesso giorno vuoi dire? Beh, se si faceva lo stesso giorno? No, dopo 2 giorni. Anche dopo 2 giorni. Finché va tutta quanta roba. Perché era tanta roba. Una si muffiva, mettiamo se era. No, non è mia paura. Dopo si caricava qua cariola. No. Ma se stava 2 o 3 giorni ferma. No, aveva paura,
si caricava la carriola e si andava a fiume. Perché io vedo le lavanderie state fatte nel fiume? Prima di tutto per la via di trasporto, secondo per l'acqua corrente. E noi, la Venezia, constatava che la nostra biancheria, qua delle nostre lavanderie, era più bianca, perché noi avevamo un'acqua superiore, perché influisce tanto anche l'acqua per la biancheria. Meglio di quella del Dorio ora. Sì, io dico, il Brenta è sempre acqua sporca ma oliosa, capisci? E quando il nostro bucato qua viene fuori tanto meglio. Era fatto... Terza roba, insomma, ultimo, dopo Isita, sì. Dopo di Isita, era quando che si è fatto Isita, si muoveva per sotto il cocon, diremo, del mastello, finché si scoava giù tutto. E si ciappava a bersaglio questa roba, si metteva su una caglioia e si portava giù al canale. Ecco, due femmine che sbatteva la roba al canale che la risentava. E una sempre qua a caglioia che ciappava da qua, ammenavo giù dai loro. Va bene, e ora resentava, dopo ora mi buttava su per resentava e mi buttava su per i cordi, o mio, un'altra, insomma, capisci? Mentre destirà sui prai, a venire destirà dopo il primo lavaggio. Dopo il primo lavaggio. No, sui prai a venire destirà dopo il primo lavaggio. Dopo la prima Isia. Sì. E dopo poi era resentata invece tutte le cose, no, si sporcava. E sul fiume, sul canale, sul Musestre, avevi l'ampor. Grando. Grando. Si vedeva che quadro. Come statoia qua, faceva conto. Fatto apposta da chi lo faceva? Chi era l'esperto? Chi fa i gnami, chi era? Chi era? Brocolon de Soranome. Meneghin, seria stai. De nome? De nome Meneghin Erico? Sì, Bepi era. O Bepi, sì. Bepi, io di cognami di Meneghin e Brocolon de Soranome. Bepi, Meneghin e chi? E suo fratello, ed Erico. Ieri do Fradei. Bepi e Erico. Qua di San Sirani ieri. De Roncade. Bepi e Erico Brocolon. Loro erano esperti in... Faceva Bodi, toi da Varca, se da morto, e faceva tutta che roba, capisci? Ho capito. Ma aveva qualcosa? Società Lavanderi? No. Aveva un nome? No, nessun nome. Registrai dagli artigiani, no? Sì, uno per uno. Uno per uno, non come società, insomma, era una società di fatto così da fare Vagri? Sì, ha durato non tanti anni. Quanto va a durare? Ha durato fino al 52, finché le macchine, insomma. La società della Valca prima della guerra. Sì. Sì. E dopo che si era cominciato a fare qualche dunque a Dina del 48, le prime macchine abbiamo comprato del 48, 49, non so, e dopo poco a volta si era desfattuto, insomma. Già nel 48 le prime macchine, diceva il 52, 53. No, le prime macchine 52, 53. No, dopo 3 anni solo, 48 ma poi. Beh, 48, aspetta, no, Dina del 48, se 52 si è stato. 52? Sì, 52, perché avevamo ancora una stella, adesso mi ricordo. A Dina, Savia, Sofia? Sofia, sì. Quanti fiori da vivere, per curiosità? 4. Due feriti? Due maschi e due cose. Queste case che vedo. A me ha detto Gambiraschi, bravo, che ha fatto la casa a tutti. No, capivo, scusa. Abbiamo tanto lavorato, dico, via e notte, delle volte, anche a notte in bianco, senza andare in letto, delle volte, perché se pioveva bisognava stare su a mettere su un po' che roba per l'uomo. E avevamo asciugatoio per asciugarla. Per asciugarla. Ecco, cosa è che asciugatoio? Cosa mettevi per asciugarla? La nafta se andava con i viaggiatori. Ovviamente. Sì, l'aria confondissima. Ho bisogno di fare macchine. No? Le macchine, sì. Le macchine, sì. Sì, le macchine del 52 sono state 51, 52. Non mi prega che avesse detto anche altre robe, che stasse per dire. Comunque così, e della guerra, mi conto un attimo, tanto per rendermi conto così, per farmi un'idea, del Tito, come le gaccia per dove? Perché anche mio padre è stato in guerra. Io ho fatto un calvario. Dunque, tanto per avere un'idea. Nigero di Alpini. Lui ero qua a Biu. Sempre brevemente comunque, tanto sì, le robe essenziali. No, questa roba poi mino. A paese, io sì. No, ancora da mangiare, quindi hai dome, no, se mai mese ombra ancora. Sì. Dunque mi ero di Alpini qua a Biu.
ho fatto tanto per andare in Russia e ho spregnato un figlio di andare in Russia, di miei amici andai. E come l'ho fatto a fare per non andare in Russia? Per raccomandazione? No, stava capisco che siccome che avevo, che mi mancava due diversi denti e da permanente che avevo chiesto visita, niente da fare. Dopo da richiamato sono andato a finire all'ufficio matricola. L'ufficio matricola a finire gli esseri mesi fuori matricolari, no? E ora se qualcuno andava a casa per una certa malattia, era messo perché malattia, e si andava a casa poi i denti che era schizo di denti che mancava e compagnia bene. E un giorno guardando, io poi mi dicevo, ma mi sono messo quasi peggio di questo male. Che Marco io dico al maresciallo che avevo insieme con me, io maresciallo mi dico, dice, vuoi chiedere visita e chiesto tante volte qua? E mi fa tagli, sapeva che era un tenente medico buono, vado e alla visita e mi manda sotto la segna a Verona. Sotto la segna che mi manda a Verona e mi ha fatto di servizi sanitari. Dunque vengo a casa un anno di servizi sanitari, io correva due militari, capisci? Gli ha ridotto, io portavo un numero più alto i denti, mi ha chiamato a visita e controllo e mi ha fatto buon ospedale 4 ore, vedo che andare a Beu. A Beu viene che un giorno, capisci? Un caporale maggiore che gli era dunque destinato ad andare sul Montenegro perché gli ero della Pusteria. La taudinese che era in PSA, la Pusteria che era sul Montenegro in Jugoslavia, già erano in Italia. Però io correvo 200 uomini che questi avevo. Ma io che ero barcaro, non dovrei essere andato dopo dei marini. Ma in quei tempi che sì, ma mi guido così al lavandaio e il lavandaio mi ha messo da piedi perché io ho guardato il fisico, la costituzione mi era forte e robusto, capisci? E mi ha fatto della teoria a montagna. Ma Jugoslavia non mi conta, se no rimase una dopo. Sì, Jugoslavia è in poche parole, sono una fila statunitense. E allora vedeva che la barca faceva acqua, dico quando ho dato che fa la scorsa. La scorsa, che faceva amore a ella, dunque sapevo, ella veniva di 16 anni e ora qua. Ah, era una... Sì, perché siccome eravamo due semplici donne che aveva la mano, era un giorno che io andava a cominciare a fare la sarta, quindi per me che veniva a lavorare a casa mia, non c'era più, e ora veniva a lavorare qua, veniva su alle 4 della mattina a lavorare, e era detto cambiarsi. Alle 4 cominciava a lavorare a mano e femmine, sì, dai 4 alle 8, dai 9 a mezzogiorno faceva 10 ore al giorno. Dai 4 alle 8 e 4 ore, e dai 9 a mezzogiorno 7 ore, altre 3. Fa 7 e altre 3 a mezzogiorno faceva 10 ore al giorno. Sempre, quello era l'orario? Quello era l'orario. Anche una volta? Anche una volta, all'inverno alle 4 della mattina. E da dove venivi? Quattorno del paese, quattorno. Alle 4 della mattina d'inverno in estate? Che vita. E allora ho pensato di venire a programma e dico, chissà, facendo 8 mesi di cinese non torno più, ho fatto di tutto, mi ho messo schei, mi ha promesso qua là, per andare via. Perché quando che il destino capisce di andare a parlare di andare, dopo ho fatto che ho portato a casa molte sigarette, il dottore dico, mi raccomando, vado via, ma poi torno all'altro, dico, porto a casa tante sigarette che vuoi, e mi faccio un telegramma che sta mia mamma, e dice, beh, tanto va. E allora mi capita un telegramma dopo 3-4 mesi, che io stavo mamma grave, era vero che io a casa niente da fare, provo, mi tocca andare via. Capita dopo l'8 settembre. L'8 settembre erano 24 divisioni italiane e in Jugoslavia. E i tedeschi erano 5 divisioni, che potevano mangiarli tutti. Ma siccome i generali, uno vuole andare con i tedeschi, gli altri con i tedeschi, il generale nostro ormai era verso i pezzi nostri di artiglieria ai tedeschi, e qua dove stava andare con i tedeschi. Un maggiore si era imposto e ha detto, fioi, se mi ascolta mica, io tentiamo di andare in Italia, non andiamo con i tedeschi, farsi portare in Germania. Che fine lì che faremo se mi porta in Germania? E gli eravamo sull'interno del Montenegro e eravamo tentati di venire a Cattaro. A Montenegro va giù? No, sì, Montenegro, è sull'interno del Jugoslavia, e cioè il porto più vicino è stato Cattaro. Chi era questo maggiore? A Raunic, che era un fiumano. In gamba e sapeva parlare di slavo, di origine era della SEA, e caro mio non dice, gli parla in casa, e si Monteghi si è messo a sigara, e costa, perché costa, e viva la osta. E siamo andati alla montagna, cioè, il giorno dopo i tedeschi ne piombavano solo via parecchi, e loro ne bombardava, e buttavano questi manifestini a rendevi, perché qui non si rende, e in totale il giorno viene fugliati. E avanti. Questo è interessante. Se lo portai alle bocche del Cattaro.
Sì, come sempre bombardai, sempre seguì tutti i giorni, insomma, e si partiva in Bocca del Cadro. In quanto tempo avevi messo? L'ho messo 10 o 12 giorni, insomma, dei combattimenti da Montenegro a andare in Bocca del Cadro al porto. E gli alpini da tentare di portare via il porto, insomma è stato un massacro di morti, capisci? E i tedeschi sempre lasciato il porto di lì, erano gli alpini da fare. Tanti si sbandavano perché gli ufficiali gli dicevano se tu vuoi via, va via con l'arma, va via senza, e poi mandare dove che volevo, magari una carta bianca, insomma, dico. Mi sono sempre stato qua a Massa, dico, stavo qua a Massa. E sa, niente, cioè, e ora noi siamo a Bocca del Cadro, sulla piana di Rigiano, e ha fatto la donata questa maggiore. Dice, Fiori, che hai visto? Dice, che io arrivare come non di processato del porto, vedo, ma i tedeschi che portano del porto, e dice qua, se hai qui che la fiducia sta con me, mi vado a portare in Italia più che sia possibile. E dice, se vuoi andare per conto vostro, andate per conferire con lui. Però che hai visto che qui che serve andare, che sono pochi giorni perché trovava i borghesi con la rispada dell'esercito italiano e puntava la pistola e diceva, cavate che chieda, cavate che scarpe che mi vuoi a me. Capisci? E trovava una guardia sue spalle di italiani che andava del sonso, senza mangiare e così. Allora, e dice qua non è stato mai da andare ai partigiani di Tito, perché ormai gli altri ne avevano usato, questo ultimato, chi andava più con i tedeschi, e ne occupava tutti, come chi ha fatto sull'isola del Corfù e compagnia bene, no? E allora da quel momento capisci che era il commissario partigiano che parlava bislavo, e ha detto, se fino a ieri siete stati i nostri nemici, dunque ricordatevi, se volete combattere a fianco nostro, l'esercito di Tito non è un esercito dunque regolare. Noi non abbiamo viveri sui stensi, per mangiare bisogna attaccare le colonne tedesche e portarle via i tedeschi, e per vestirsi bisogna spogliare i tedeschi. E ora mi aveva da fiera qua a Treviso, un certo Aldo De Boni, e dice, mi ricordo che stiamo qua, no, andiamo via, ma dove va tu? E chi do tre si è sbandato qua, e mi stavo sempre con massa. E a quel momento mi c'è poi il comando questi partigiani, e mi ha diviso, prima brigata d'assalto, e mi ha messo la seconda brigata e mi ha mandato a tornare sull'interno del Montenegro dove era un'altra divisione di fanteria che non voleva rendersi, la divisione dove Venezia, ad esempio parte da Firenze, Arezzo Firenze, e si mandai io. E a se mandai, i tedeschi ne ha fatto pressione dove circondava, ne aveva notte siamo dato a montagna e ha restato a Sparta. Sicché, capisci, come siamo da su queste montagne, perché si viveva sempre in alta montagna, come si butta su. No, troppo perché sennò sì. Perde. E se viveva, capisci, come lepre, mai sta fermo un giorno, perché saltava fuori qua, saltava fuori là. No, che paese era il Montenegro? Il Montenegro, Previ, Nixi, Cettini, Podigoric, mica libri, storie, sono state qua qualche poco, dai slavi? Dai slavi. E ora, capisci, viene che niente comincia a tifo praticare. Il tifo praticare è un peloccio infetto, che anche in principio era una peticchia, un peloccio infetto, che quando lo sponciava somiglia senza l'auno, non era né medicina né niente. Pensa, pieni e fame, rotti sbregai e il tifo indosso, chi restava in Dio chi moriva, perché non era niente. E dopo un bel po' di giorni mi capita anche a me. E stiamo in 5 sie, in mezzo alla neve. E insomma, a notte abbiamo dormito su una casa di un capo villaggio, che ha questi villaggi in alta montagna, 5 sie come capisci? E la mattina c'era una fredda alta, non era buona da camminare, mi posava il muro, e ora sto padrone di casa, italiano tifo, hai de buso, ma tifo, bolli no, aveva paura anche di ora. E poi mi ha buttato fuori e io mi 5. E in 5 ieri mica aveva, siccome era morto uno per la strada, ho tolto il pastrano e sono andato su una casa e mi ha dato un po' di fastidio. Perché si viveva così, non era niente. E non era faceva più quelli. E io di forza, e si va in certo meglio, e andai e mi aveva abbandonato. E ho buttato via per finire i fastidio per dire il zaino, vado avanti, cammino, si camminava anche la mattina sera per tornare a casa, trovo 2 case tutti pieni con tifo praticare. I militari. Una specie di lazaretto. E poi dentro l'acqua ormai era perso completamente, e mi faceva addosso, bisava addosso, silavo.
E niente, al dirio, un po' mese finire. Fatalità, capisci bien che i tedeschi che fanno una puntata, che è un vestimento, gli ufficiali che sono i tedeschi, fortuna che aveva ancora un po' di tedeschi, ufficiali di fanteria della divisione Venezia, erano un po' di cavallini per portarli via quelli più bravi, fra i quali era anche me. E mi arriva sul basto dei cavallini. Prima sono montato a cavallo, e quando che il cavallino andava fuori dalla pista della neve battuta, che andava sul molo, faceva così, e mi rabatavo per terra. Era stato conducente del cavallino, ma che era stato più infitto giù tutto un po', non era cosa da prima, se era per 40 kg. Era mega sul basto con una cosa così, ma su, e camminiamo, e arriviamo sul posto, anche a case piene con di roba di chiare. Prima fuori un ufficiale dice, guarda, se voi su questa piccola scuola, dove ha dei balconi e finestre, e dice, dove provvisoriamente incanto non era, dove da sera, la mattina stoppiamo dove i balconi, e dice, finché arriviamo sto poco, ma andiamo avanti, e dopo non sappiamo andare a finire. E ora innegava. Era inverno? Inverno, con 2 metri di neve. E innegava ancora. Che zona era? Vicino Nixi. Aspetta, Colasi. Che innegava un questito di farina, così. E passava una stica da sola, e io stavo a buttare per terra, e ciappava il questito di farina, se era buono di rampegarsi per fuori a un fiato di neve di spalla, per fare un fiatino di neve di spalla, tocchi di torre che mai che trovare, fa scuola, qua era, si era fiato di fuoco, e io era mia. E c'è mica aveva un sergente maggiore che era ancora vivo, beh, andiamo via, ma dopo che andiamo, che ogni mattina era 2 o 3 morti, tirava fuori per le gambe, e si piglia in mezzo alla neve, e cavava via se era la chietta buona, e andava a vedere le case, un fiato di pane, un fiato di polenta, e tale che mi infiati una volta con superare, che è stato meglio. Ma dopo che abbiamo rifatto di nuovo la brigata, e so, combattere ancora. E combattere che dopo sono andati fino sul Dumito e piegati in montagna in Nero, che ormai erano a cerchiare dei tedeschi. Fortuna che i tedeschi che avevano la forza da portare da un'altra parte, e allora i tedeschi e siamo guardati al barco. Bevi caffè, se non vi frega. Gli erano tutti in bordi. Insomma, dei 20 per fare i curti, 20 cose mie siamo tornati 3.200. Addirittura? Sì. E ora di questi 3.200... E se andavi in Germania era la stessa cosa? Comandi, chi lo sa? Può essere che noi siamo tutti meglio che io sa, soldi. E allora se siamo pentito è stato cosa? Una carta io la trovare, se cosa ho pentito. Per me è stata una fortuna, può darsi che andavo in Germania fosse morto anche. E si chiede dopo io in Italia, 3.000. Io sono in tanto, perché volevo buttarmi. Sì, buon ringrazio, domando scusa di essermi intromesso qua. No, perché era circo dentro. Sì, mi fa una gran piacere perché è una roba molto importante per adesso, mi riproduco dopo che grazie intanto. E ora capisci adesso? È un'altra mezza. Sì, scusa. Dopo la guerra, e ora mi ha mandato da Jugoslavia, firmato da Tito, un diploma, che viene un'altra volta che è molto normale, un diploma con una medaglia di ricordo, non di valori. E avanti, e abbiamo un'associazione di garibaldini, perché siccome è 2 divisioni, Taurinense, divisione alpina, divisione Venezia, abbiamo fatto tutta una, e abbiamo messo la nuova divisione Garibaldi. Ma abbiamo dei soldati italiani che combattemmo a fianco di partigiani di Tito. Siamo stati i fondatori del nuovo esercito italiano. Perché italiano o italiano? No, italiani, che combattemmo a fianco di partigiani di Tito, italiani, sempre per stessa idea, insomma, che quando siamo venuti qua in Italia, erano altri 3.200, abbiamo firmato tutti i volontari a venire a combattere sul fronte italiano. E ancora, siccome che non si poteva più chiamare divisione la nostra, perché siamo arrivati ai 3.000 uomini, e ora bisogna che sia 12.000 uomini per chiamare divisione Garibaldi, e erano morti quasi tutti, e ora al reggimento Garibaldi, e aggrega alla Folgore. Quando si arriva in Italia? 9 marzo del 45. Che erano ancora i tedeschi però? Era sì, oltre che sì, no. E ora gli ufficiali cominciano a dire... Dove hai portato? A Brindisi e dopo portato a Taranto. A Bassa? Sì, si abbassa. E a capisci che dice, quasi meglio firmare volontari, che anche noi passavamo uno dei nostri compagni, che domani l'Italia può fermarsi dei diritti in confronto degli americani. E guarda, questo che, ma cosa, firmare volontari? Siamo arrivati a 3.200 uomini, ma è diverso di un massacro a scorsa con l'Italia.
ma speriamo che ora questa vai a finire, che qua che ha, e di fatti dopo un po' va a finire. E ora, fino a 2 volontari ne abbiamo mandato a Viterbo. A Viterbo e ha istruzione con i 9 armi che poi aveva, ed è stata tutta la Casa Savoia che ne ha fatto stare l'anno avanti. Perché quando la Casa Savoia è scampata via da Roma, è andata giù in Bassa Italia, e in Bassa Italia si è messo a collaborare con gli americani, perché sperava di restare su, che se io rivoleva da Bassa Italia, e poteva venire tornare quando che voleva, capisci? E dopo 7-8 mesi, perché non altri, il 9 settembre ho cominciato a sparare che dopo e qua ha formato in 9 divisioni di italiani che esiste ancora, la Folgore, la Friuli, l'Ariete, italiani che dicono, vado andare con i battaglioni con i lavoratori o vado via combattere. Era qui, era un presto che era nato e ha formato questa divisione. Sì che questa Casa Savoia durante questo periodo ha fatto a Roma, su uno dei bellissimi alberghi in via Flaminia, la casa del combattente, e ne mandava 15 giorni in licenza, non mandava in licenza premio, che il giorno che sono stato gli arrivati in licenza premio e finì la guerra. E allora sono in casa in licenza, e dopo sono andato su, sono andato a presidiare a Bolzano per anno, mi sono in casa col mio congedo che mi stede tutte le guerre. Ho fatto la guerra persa e la guerra vinta. E che giorno sono in casa? Sono in casa in novembre del 45. Vero? Del 45. Aveva già 30 anni? Allora? Sì, e allora, adesso, come chi dico, allora non vi dico mia poesia. Stavi tranquilli con la bravi? Cosa no, guarda, visto che non ha naturalmente già i soldati italiani stai mandando via, io non più quando con i fascisti, sapete, i tedeschi e i fascisti, ma non ha già i soldati stai mandando via, visto e considera che non ha rifiutato di andare con i tedeschi e di combattere a fianco dei Ori, non ha ne trattava, non li trattasse mai, perché dopo pensa che 2 anni fa in evitasse, ma dai in 250 sono andato come moglie, 8 giorni, mi gira tutta in Jugoslavia, mi torna con le corriere a Trieste e mi ha fatto delle feste, dove un monumento per tutti gli italiani, qui morti là, e ha detto che non smentirà mai del contributo che mi ha dato noi, perché il suo sangue sta mescolato con il nostro sangue per la sua patria. E guarda, e mi sono informato che mio figlio è andato in Jugoslavia. Questa è la copia del diploma. Questo del panoce di Elmindo, uno da Santa Giustina del Biu. Io ero fin qui oggi fuori dalla testa, mi ero stesso panoce, sentia queste parole, Cioè Cataliasco, dai, vamo, Gli tedeschi questi? Sì, 2 tedeschi. Sì che, capisci io, gli ha tutti dei montagnoli con dei cespugli, e mi sono dato io giù, e dico, guarda che i tedeschi sono là, no, fermati. Niente, io ormai sento fare, stoi, e lui davanti ai miei 40-50 metri, stoi, sento fare un colpo. Mi ho avuto con la testa di un sasso, ormai me l'ha fatta correre di qua, ormai. Sono stato quieto, e insomma l'acqua che veniva su, una piova, tutto bagnato, freddo, tremavo tutto. E io qua adesso, ne acciappai spalle, se volevo parlare, io devo parlare, se volevo parlare qua. E insomma a un certo momento sento che non più la sparatoria. E ora trappo e comincio a camminare, cammino, e da vicino in albero, e c'era uno che era dentro sulla casa con me, e c'è una porta qua, e mi fuori a parlare io. Della classe 23, se potete, neanche 20 anni. E si chiamava Travis, e dico, cosa è caduto? Dico, guarda qua, e si è arrivato ai braghi, capisci? A guardarsi, e era così, mi ero buttato così, lo sangue che viene giù. E ora, siccome che andaimo a gara, quando che si copava, se andava a gara per spogliarsi uno con l'altro, tra noi e tedeschi, perché io non avevo niente, non avevo niente. Hai capito? Quando che uno morì, se tu eravamo del mondo, si metteva su, o no, mio è stato bucato. E allora mi ciapo, sto ferito sulle spalle, io chissà chi mi trova con sto ferito sulle spalle che fa peccare. Ma lo dovevo buttare via il zaino, che il zaino era a casa, e mi ciapo sto ferito sulle spalle, mi trascino giù, basta su una varata, che è una casita, mi ha portato dentro.
E era un bidon di qui vicino, chi è culinare di patate di italiani, che anche io gli accampai. E mi metto così.